Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay. Oggi ci troviamo su Dota 2, un gioco molto particolare, l'ho fatto già parecchie volte, sapete che è uno dei miei giochi preferiti. Adesso volevo farvi vedere un po' una partita in ranked. Siamo con un MMR medio di 3380, quindi non male, siamo più o meno a metà nella grande classifica di Dota 2. Comunque, vediamo adesso quello che vuol fare la nostra squadra. So che questo gioco è un gioco molto particolare perché non piace a tanti, però mi andava di fare questo video gameplay. Sono stato via questi 5 giorni, sono stato fuori, sono stato molto impegnato e mi sto rimettendo adesso al computer a provare nuovi assetti per quanto riguarda il Gran Premio della Cina, Formula 1 2015, mentre per quanto riguarda Attila Total War ho scritto un po' su Facebook dove volevo sapere se vi va a vedere ancora dei gameplay di Attila Total War oppure no, visto che come vi ho scritto solo una piccola parte di tutti gli iscritti segue questi video e molti preferiscono altri gameplay come Farming Simulator o addirittura Formula 1 2015. Quindi fatemi sapere un po' se volete continuare a vedere dei video di Attila, e io ovviamente li pubblicherò, oppure no, così mi regolo di conseguenza su quale gioco concentrarmi maggiormente. Comunque, intanto noi dove siamo? Eccoci qua, stiamo attendendo, eccoci qua, perfetto. Allora, a quanto ho capito, allora, Pudge andrà in mid, come potete ben vedere, occuperà la... eccolo qua, perfetto. Bene, abbiamo anche Omni Knight in support. Benissimo. Vediamo io dove deve andare. Conviene sempre scegliere alla fine perché sennò poi si combinano pasticci. Allora, Tiny probabilmente vorrà andare carry. Vedete un po'. Pudge contro Shadow Fiend, non so. Sì, potrebbe andarci. Dipende. Dipende se Pudge è in grado di... Addirittura Invoker. Wow, hanno preso 2 Midler. Servirebbe un buon carry. No, ma a me non va di fare il carry in bot in safe lane. Vediamo un po' cosa scelgono. Ecco, hanno preso anti-mage, quindi sicuramente servirà un offlaner. Lo prendo io l'offlaner. Vediamo un po' cosa dicono. Vediamo un po' se lo posso fare. Bene. Your turn to pick. Volevo prendere ragazzi Tide Hunter perché manca uno stun ad aria e potrebbe essere un buon engage, quindi io prenderei Tide Hunter. Dov'è Tide Hunter? Tide Hunter non lo trovo mai ogni volta che lo cerco. Tide Hunter, perfetto. Vedete che figo il mio Tide Hunter. Vediamo cosa ho qui. Ah, addirittura ho il guscio del Kraken. Bene. Andiamo in offlane ragazzi. Vediamo adesso che cosa sceglierà Edmund Dance. Probabilmente ci serve un jungler. Ma dai, ha preso l'Esdrak. L'Esdrak no. È praticamente, ragazzi, inutile in quella posizione. Ecco, che sta facendo? Ah, infatti, meglio così. L'Estrak. Perfetto, così va meglio. Ok. Adesso vi spiegherò un po' tutto. Intanto si è scollegato Invoker. Ok, l'ha preso. Allora ragazzi, andrò in offlane con Tide Hunter. Il mio scopo è sopravvivere, riuscire a fare molta esperienza. Se non riesco a lastittare non importa. L'importante è fare grande esperienza, evitare di morire e soprattutto riuscire a mantenere la stessa esperienza, se non superiore, di quella del carry avversario. In questo caso credo Juggernaut. Comunque adesso vedrò. Vediamo un po'. Probabilmente l'Esdrak andrà mid, sì. Pudge andrà in giro per la mappa, ovvero un Pudge roaming. Probabilmente andrà a gankare le lane piano piano col passare del tempo. Omni Knight andrà in bot insieme ad Anti-Mage. Abbiamo una squadra discreta, dai. Guardate che figo Anti-Mage. Intanto io prendo una ward. Questa ward la andrò a piazzare al campo dei neutrali qua su, vedete, in modo tale da bloccare
diciamo, la nascita dei creep avversari, così eviterò il pull nella lane. Diciamo che questo è un video avanzato per coloro che già conoscono Dota 2, però vi ho dato un piccolo accenno. Allora, abbiamo già comprato la nostra merce. Bene, vediamo un po' cosa possiamo prendere. Abbiamo contro... Ma io non lo so, la bacchetta magica la prenderei, dai. Dai, è tornato Invoker. Allora, prendiamoci... Tanto... Ma perché ancora pausa? Team Age, pausa. Allora, mi prendo la bacchetta magica così... Potrebbe servirmi, sì, me la prendo, dai. 1, 2, 3. Così siamo a posto. Partiamo, dai. Allora, vediamo un pochettino. Lesdrak, ragazzi, è un personaggio davvero molto, ma molto forte. In mid ha una terza skill, la tempesta di fulmini, che è un'abilità mostruosa. Rallenta e fa un danno gigantesco. Davvero, è una cosa... Sfera di veleno? Ah, sì, ok. E veramente Lesdrak è quasi... Cioè è proprio invincibile in mid. Bisogna essere davvero molto bravi per riuscire a sconfiggerlo. Attenzione. Andiamo. Ovviamente se ovviamente quello che gioca Lesdrak sa giocare, ragazzi. Allora, a 0 andiamo a mettere la nostra ward nel campo nemico. Avanti. Perfetto. Ma io non potenzio nulla per adesso, anche se sono più intenzionato a potenziare il guscio del Kraken, perché mi permette di assorbire più danni e riuscire a sopravvivere meglio. Red Hunter è un discreto offlaner, ecco qua appunto non hanno sentries, perfetto, neanche Juggernaut, e si devono sorbire per ben 6 minuti la mia bella ward senza pullare. Il pull, ragazzi, è semplicissimo: se gli avversari portano i loro creep qua dentro, a sua volta i miei creep avanzano e quindi sono costretti a perdere esperienza. Invece in questa maniera sono salvo, diciamo. Devo stare attento, però ora mi devo concentrare. Allora, Lion andrà direttamente per gli stivali della quiete, credo. Ecco come mi darà fastidio. Se è furbo adesso gira dall'altra parte e mi attacca. Invece Lion se ne frega. Dovrebbe lui, ragazzi, attaccarmi. Vedete, dovrebbe fare questo giro e colpirmi per mandarmi via. Invece continua a stare là accanto a Juggernaut. Vediamo un po'. Io non posso lastittare perché rischierei parecchio. In mid c'è Shadow. Eccolo qua, appunto sta attaccando. Potete vedere, ragazzi. Adesso l'ha capito che deve darmi fastidio. Juggernaut si farà la mano di Mida, vediamo. No. Io non voglio rischiare, voglio solo prendere la mia esperienza. Lui è livello 2, io anche. Ho finito la bacchetta, benissimo. La faccio portare. Lion, vedete, ragazzi, tenta di andare a pullare, ma non ci sono i creep. Eccoci qua, questo lo prendo. Tac, perfetto. Quindi adesso abbiamo noi la meglio. Qua posso cercare di lastittare. Bene. Eccolo qua, arriva. Successo. Lesdrak morto. Bene. Morto anche Invoker. Lion se n'è andato. Ah no, è tornato. Io sono riuscito a prendere un bel po' di last hit. Già 5. Mi lagga un po'. Vediamo. Vedete, ragazzi, sono livello 4. Juggernaut è ancora a livello 3. Sono riuscito a prendere... Ehi, da questo. Aia. Aia. Via, lasciami stare. Sono riuscito a prendere un bel po' di esperienza rispetto a Juggernaut, e questo già è un grande vantaggio che sto avendo su di loro. Più avanti vi spiegherò in particolare cosa dovrò fare. È una ranked comunque, ragazzi, come vi ho detto, quindi in ranked si trovano persone molto più competitive del solito.
Anche se non è sempre sinonimo di certezza di divertimento, però. Ah. Lion è andato via. Bene. Allora, partita ancora molto equilibrata. Meno male abbiamo preso una squadra discreta, quanto credo. Vai. Presa, benissimo. Stiamo dando un po' di fastidio. Intanto mi compro le scarpe, che vanno sempre bene. Scarpe del mana, ragazzi, ci facciamo. Così diamo un po' di sustain anche alla squadra. Intanto Lion. Vedete la ward quanto è stata importante per questi 5 minuti. Si sarà preso adesso le sentinelle, lui, se non sbaglio. Infatti se l'è presa, avete visto. E adesso ci starà... Si darà un po' di fastidio, perché sicuramente riuscirà a pullare. Quindi saremo sempre sotto la torre nemica. Almeno quasi sempre, se sa giocare. Ecco, continua a rompere le scatole. Capisci? Era un po' addormentato nei primi minuti, però adesso si sta risvegliando. Eccolo qua Lion. Ma io... Ehi, mamma mia, attenzione. Arriva un gank da parte di Crystal Maiden. Non è riuscita a stunnarmi. A quanto pare sono riuscito a sfuggirle. Allora, sono 3 qua sopra. Mi sa che dobbiamo comprare un po' di ward, Niente, io non posso avanzare, ragazzi, perché ho il terrore di Crystal Maiden. Non posso rischiare. Ecco, qua c'è sempre Lion in agguato. Finché non ho la ulti per scappare non conviene. Vediamo un po', facciamo i curiosi. Ah, abbiamo acquistato già tutte le ward. Eccola, ragazzi, avete visto? Ho sbagliato, mannaggia. Avanti. Oh, meno male, però Tidehunter è bello grosso. Lo so, vedete, ragazzi, non posso avanzare in nessun modo. Sono 3 qua su. Dovrebbe venire qualcuno a darmi una mano. Mi faccio portare adesso le sentinelle pure io. Magari riesco a dare una mano alla squadra con il The Ward. Non posso fare nulla perché sono ben 3. Una 3 lane adesso. Vediamo se riesco a prendere qualcosa di esperienza. Ma ecco, vedete, non riesco a far nulla. Bene. Facciamoci un giro. Take level 6. Sì, ci riesco. Una qua. No, ma non posso andare lì, ragazzi. Volevo andare a deguardare, ma è rischiosissimo, perché sono 3, quindi non riuscirei neanche a farlo. Vediamo un po'. Take level 6, sì. Come faccio a prenderlo? Se mi metto... Ecco, vedete qua. Non riesco. Vediamo un po'. Lion starà pullando. Aia, lo sapevo io. Niente, ragazzi. Avevamo quasi ucciso Giant, ma se il mid magari non mi dà una mano. Sto Lesdrak non lo vedo granché. Ho sbagliato però io, dovevo un attimino tornare un po' più indietro e poi colpire Juggernaut, purtroppo, perché lui sarebbe venuto fino in fondo. C'è Crystal Maiden, vediamo se riesco a fare... Lui è livello 6. Mannaggia. Vediamo se riesco a farlo anch'io.
Your middle tower is under attack. Agreed. By the Your middle moon. tower is under attack. Pudge ha il fumo del raggiro. Io non ho il 6, vediamo se lo capisce Pudge. On the hunt. Però adesso siamo riusciti a far avanzare un pochettino la lei. I could eat a Finalmente la ulti. cucumber. The tide moves. Ehi, stanno andando in avanti. Com Pudge. Com. I surge. Vai Pudge. Ce la fai? A good path. I surge. Pudge, dammi una mano. Mannaggia. The tide moves. Ah, ce l'ha l'uncino, perché non pesca? Not yet. Ah, io non capisco. Agreed. Allora, ce ne sono 3, mamma mia. Non è riuscito a prenderne uno. Non riesco a capire, ce n'erano 3. È stato un'ora a girare con il gancio attivo senza riuscire a fare nulla. To battle. Cioè, avete visto, ragazzi? È rimasto qua un'ora con il gancio attivo. Cioè, il gancio disponibile. Ehi, guarda quello. Ma io non ho mana. Niente. Oh, sta tornando. Lo sapevo, mannaggia. Benissimo. Siamo riusciti a rubare una kill. Così. Niente, ragazzi, vi stavo dicendo, Pudge, avete visto, in quella posizione poteva davvero darci 2 kill, le potevamo fare benissimo se riusciva a prenderne qualcuno. Invece no, è rimasto qua un'ora a girare avanti e indietro senza catturarne nessuno. Io ho buttato anche una ultimate. Però abbiamo finito gli stivali, adesso andiamo a fare il pugnale del baleno. Credo che questa partita la perdiamo, però, perché abbiamo un Lesdrak in team che non è granché. Infatti Lesdrak è un buon personaggio, è fortissimo, però purtroppo se va usato male non si riesce più a renderlo utile. Vediamo un po' che fa qua sotto Invoker. Dà fastidio. Vediamo un po'. C'è Pudge anche. Non so se dargli una mano. Your middle tower is under attack. Questo vuole le ward, va bene, ecco a te. Sono indeciso, ragazzi. Non so se andare top o bot. Vabbè, la torre mid l'hanno buttata giù. Andiamo piedi. Your bottom tower is under attack. Comunque non è detto che ancora la partita è persa. A good path. You can't hide from the tide. On the hunt. Vediamo se Pudge riesce a prenderne qualcuno. Vediamo un po'. I go. Benissimo. I could eat a sea ghost with me. Mannaggia. Riptide. Molto bene. On the Il problema sarà Juggernaut. Ah, il pugnale del baleno è Shadow Fiend. Perché Juggernaut è in free farm. Io me ne vado. The tide moves. Forse dovevo rimanere. Ecco Juggernaut che arriva. Quanti oggetti ha? Ha la maschera della follia, attenzione. A good path. Aia, la ulti. No. C'è pure Crystal. Vediamo se qualcuno si degna di aiutarmi qua sopra. Non è venuto nessuno. Pudge una volta e ha fatto il pagliaccio. I surge.
Tanto ucciso Invoker ancora una volta. Partita equilibrata fino adesso. A good pass. Agreed. Arriva tutto il team col fumo del raggiro. Tentano di prendere Juggernaut. Vediamo quello che accadrà. Lesdrak avanza. Tenta di acciuffarlo. Lo rallenta. Rallentato. Non riesce a gettare lo stun. E viene via Juggernaut, che è una bellezza. E adesso ulti di Juggernaut. E uccide Lesdrak. Che ora incolperà me. Guardate. Avete visto? The tide. Attenzione, parte tutto il team alla caccia di Crystal Maiden. La squadra si insulta da sola. Io forse riesco a fare il pugnale del baleno entro i 20 minuti. 23 creep da parte di Tide Hunter raccolti fino adesso. Benissimo. Carl / Crack, la Shadow Fiend massacra la bottom. Però ragazzi, ancora se giochiamo con una squadra vera e propria, forse riusciamo a prendere un po' di vantaggio. Le ward purtroppo, io non sto sbagliando della stit perché non voglio stare qui e andare via perché sono tutti vivi. Voker è sotto. Mi sa che è meglio prendere una pergamena e andare a dare una mano. Juggernaut. Attenzione. Pudge. Vediamo che fa. Lo rallento per dargli una mano. Viene rallentato. Bloccato. Prende il golem. Si continua all'attacco. Vediamo se viene qualcuno a dare una mano a Invoker. Mamma mia. Omni Knight con la sua cura d'aria riesce a gettarlo a terra. Gli ruba la kill ad Anti-Mage. E top, c'è Lesdrak, 1 contro 2. Attenzione all'attacco, Shadow Fiend prova a buttare la ulti, stun di Lion, viene completamente fatto a pezzi. E unstoppable Shadow Fiend. Io ho 1700 gold, manca poco al pugnale del baleno. Dobbiamo buttare a terra questa torre per essere in pari con loro. Vediamo se perché top non andiamo, no? Perché la squadra si getta nella giungla, uno ruba i creep agli altri. Perché tutte le squadre stupide? Ecco, sotto scende qualcuno intelligentemente. Chi è? Invoker nuovamente. Che cosa si sta facendo Invoker? Non ho visto bene. No, ho sbagliato. Miss, click. Lasciamo il farm ad Anti-Mage e tentiamo di andare top. Serve aiuto top. Sì, però se mi teletrasporto da solo non combino nulla. Cioè io potrei andare qua su, ma da solo che cosa faccio? Niente. È inutile. Cioè c'è questo Omni Knight che gira qui, Pudge che gira da solo, nessuno che decide di andare top a difendere. Se ci teletrasportavamo tutti insieme. Arriva, attenzione. Niente, bloccano anche Anti-Mage. Ora mi farà la ulti e moriamo tutti come tanti pesci lessi. Benissimo. Sono a 1500 gold. Vediamo un po'. Pudge. No, back. Beh ragazzi, non è successo niente, dai. Io ho buttato la ulti per salvare Anti-Mage, che Anti-Mage ha un teletrasporto mostruoso. Purtroppo è stato super stunnato, super massacrato. Vediamo se posso dare una mano. No, ho sbagliato a teletrasportarmi. Aiutatemi, mannaggia. Aiuto. Ma perché non mi danno una mano? Cioè io cerco di... Cioè io cerco di intrufolarmi in mezzo per dare un supporto. Devi passare. Oh. Ma niente, la squadra proprio per i fatti suoi. Non si capisce cosa vogliono fare. Vediamo un po'. Attenzione, parte Lion. Ci stunna.
Avevo intenzione, ragazzi, anch'io di fare qualche video su in live su Twitch per aprire un canale, però purtroppo tanti me l'hanno chiesto, ma la mia connessione non è granché. La stavo provando anche oggi con Dota per vedere come andava, ma è 0,80 di upload. Per giocare su Twitch bisognerebbe avere almeno una connessione di 2 mega in upload. Vediamo quanto farma anti-mage. Vediamo un po'. Ecco, vedete, ragazzi, appena noi attacchiamo una loro torre, subito si teletrasportano e cercano di dare una mano tutti insieme. Vedete, già c'è Juggernaut sopra. Mentre noi qua abbiamo questo Pudge che gira per i fatti suoi, che si sta facendo il tamburo della resistenza. Omniknight così, con ste 3 ward da mettere in giro. Tiene un po' di mana. Vediamo se possiamo difendere qua sotto. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are Ecco, fortified. Pudge, prendi adesso Lion quando non serve, che noi non ci siamo. Your bottom tower is under attack. Presa Crystal Maiden massacrata da Pudge. Scappano anti-mage. Alla caccia Shadow Fiend. Lo attacca, gli distrugge il mana. Dietro Invoker, attiva i golem. Vediamo quello che intende combinare. Invoker, eccolo. Rallentato la bestia. Vediamo se possiamo prenderlo. Tutti davanti, non gli lasciamo spazio a Pudge per la sua ulti, lo smembramento. È beccato. Abbiamo il pugnale del baleno fatto in 20 minuti precisi, quindi non credo di aver giocato male. Abbiamo l'oggetto fondamentale di Tide Hunter, il quale si getta in mezzo per iniziare il teamfight, l'iniziatore della squadra. Cerchiamo di giocare bene questa carta del pugnale. Qualcuno intelligentemente si teletrasporta top per dare una mano alla torre. Io, nonostante le mie 2 kill, sono riuscito a farmi il pugnale. Allora, vediamo se possiamo prendere quanti oggetti. Addirittura già la lama dell'ombra. Attenzione, vediamo se riusciamo ad arrivare. On my way. Andiamo. Non ho neanche i soldi per una polvere dell'apparizione. E il corriere va in una situazione molto particolare. Ma perché c'è Juggernaut? Non lo riescono a capire che sta camminando. Cioè, non l'hanno visto che era in lane un secondo fa, maledizione, Juggernaut. Io non riesco a capire. Ci fa la ulti e ci massacra. Meno male ci sono i grip. Ed eccolo che fugge. È scappato, non ci credo. È scappato. Che squadra, ragazzi. E l'Esdrak, grazie alla sua enorme gittata, personaggio super OP, riesce a beccare Juggernaut da 1 chilometro di distanza. Mamma mia, meno male che sono riuscito a piantare la ulti immediatamente, altrimenti ci avrebbe fatto a pezzettini. E l'Esdrak finalmente il diaspro sanguigno dopo 20 minuti, dopo super morti di l'Esdrak. Quanti morti? 6 morti in mid. Ottimo lavoro, amico mio. Tanto una polvere dell'apparizione pronta per scovare le mosse nascoste di Shadow Fiend. No, al pugnale stavolta. Anzi, di Juggernaut. Anti-mage, vediamo che cosa si nasconde dentro di lui. Ha quasi la furia della battaglia. Molto sottofarmato. Vediamo un po'. Abbiamo Crystal Maiden con quasi la lama dell'ombra. Tutti lama dell'ombra. Lion, niente. Support da Trilane che non ha farmato completamente niente, ma come volevasi dimostrare. Intanto noi ci avviciniamo per la nostra giungla alleata alla ricerca di qualche ward da poter piazzare. Chi c'è qui? Non ho neanche i soldi per la pergamena. 60 secondi alla mia ulti. C'è Pudge con la cotta di lame, signori. 1000 di vita e con la cotta di lame. Fumo del raggiro. Si parte alla ricerca di Invoker. Senza ulti io. Senza uno stun chiaro. Vediamo un po'. Sono qui, ragazzi. Ci hanno visto. Ecco Juggernaut. Non mi fido. Eccolo. Rallentato. È qua. È qua. Eccolo. Arriva Anti-Mage. Tutti alla caccia di Juggernaut. Attenzione. Dov'è? Spara la ulti e massacra l'Esdrak. Rallentato. Nuovamente invisibile. Non ho più polveri dell'apparizione. Attenzione, Shadow Fiend e Juggernaut sono qua. Juggernaut colpito e pestato. No, gliela volevo lasciare. Mannaggia. Scusami, Anti-Mage.
Your top Arriva Crystal tower is Maiden, under ancora in attack. avanti, si va alla ricerca di Crystal Maiden. Omni Knight avanza col martello. Vediamo quello che vuol fare. Attenzione, la trova, 1 contro 1. Viene rallentata. Si butta anche anti-mage, c'è Invoker. Ho sbagliato. Prendo anche dentro, senza saperlo. Mamma mia. Si cerca di gettarlo a terra, ma il il bastone. Oh, il bastone del Re Nero. Riesco a salvarmi con 21 di vita. Attenzione, Pudge. Tenta all'impazzata back. Tornate indietro. Your bottom tower È morto. E arriva l'Ezrak, signori. Attivo l'Ezrak. Juggernaut con una furia micidiale lo fa a pezzi. Prendiamo la nostra bella ward e adesso andiamo per il nostro globo del ristoro, il quale permette di fare la nostra ulti ben 2 volte. Però arriva anche Invoker dall'altra parte del mondo con un fulmine, con una meteora. Meteora, sì, boom, con un colpo solare. E ci prenderanno la mid a breve, però partita divertente. La squadra che si insulta l'uno con l'altro. Arriva Juggernaut con la spada sulla pietra della torre. Noi la fortifichiamo. Juggernaut ovviamente ha farmato bene. Avete visto, non è venuto nessuno a gankarlo in top durante tutto il tempo. Tutti si facevano i cavoli propri. Il primo Pudge che girava, ecco, addirittura col fumo partono. Quali ward nemiche ci potranno mai essere nella nostra base? Partono. Rallentato. Vediamo se possiamo colpirlo. Niente. Gli metto paura con la mia ancora. Attenzione, Pudge non riesce a prendere Crystal. Io in teoria, ragazzi, ho terminato l'equip perché il mio ruolo è quello di gettarmi in mezzo e iniziare il teamfight, ma con una squadra molto disorganizzata e abbastanza difficile. Meno male che abbiamo preso un po' di polveri. Attenzione, attenzione. Super macellato Lion. Andiamo da Juggernaut. Nuovamente fumo del raggiro. Your top tower is under attack. Ah. Oh, Pudge! Attenzione! Chi c'è qua sotto? Ma se lo prendeva. Non mi fido, ragazzi, a prendere la gemma perché davvero la perderei subito. Nuove polvere. Poi il support funziona qui, riesce a capire che non deve comprare solo oggetti. Meno male. C'è un po' di disorganizzazione generale, però. Adesso ci prendiamo questa bella torre. Io mi prendo un'altra ward. E lì, attenzione, attenzione. Il teamfight incombe. Attenzione. Shadowfiend, Juggernaut macella Tidehunter. Tentano di attaccare. Tornate indietro. Back. Tornate indietro. Back. Niente, combattono lo stesso. Furbissimo Omni Knight che scappa. Pudge si getta nella tomba. Omni Knight, l'unico furbo della squadra insieme a Dante Mage. Meno male siamo scappati tutti. Niente, ragazzi, la gemma la prendo. Non è possibile. Enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Ancora deve finire il mechanism. La gemma la prendo perché ci può dare anche molto controllo. Il problema è se la perdiamo. Cercherò di non morire. Allora, intanto Magina continua a dare fastidio alla torre. Stanno facendo Roshan sicuramente. Io non ho capito, ci hanno attaccato, ci hanno maciullato perché quello era invisibile. Perché non siete tornati indietro? Tanto Anti-Mage getta a terra la torre. We can win ancora? Non credo. Anti-Mage, attenzione, rischia. Ma riesce a scappare. Bene. Vediamo cosa c'è qui. Ah, che stupido, ho la gemma. Enemy's Mannaggia. bottom tower has fallen.
Vediamo un po'. Ah! Niente. Siamo molto disorganizzati in questa squadra. Però guarda, ce ne sono. Sì, ce n'è un'altra. Per bene, perfetto. Io ragazzi non sto facendo altri oggetti perché ci siamo ormai. Nel senso, gli oggetti fondamentali sono questi. Potrei fare il globo, ma Roshan has fallen to the dark. I surge. By the moon. Forward. oh, la gemma, ho la gemma. Aiuto. Maledizione, maledizione. Non è stata neanche tanto colpa mia, perché volevo dare una mano a mettere le ward, ma qua nessuno ne mette una. Maledizione, mi hanno rubato la gemma. Molto bene, siamo fregati adesso. È che non riesco a comunicare per bene con la squadra. Cioè non dovevo essere là io, è giusto. Però cosa dobbiamo fare? Meno male, almeno riescono a... No sorceries avail. Ora dovremmo addirittura uccidere Juggernaut, ma la vedo molto dura. Your bottom tower is under attack. Attenzione, parte Juggernaut con la gemma. No, la gemma non ce l'ha più, gliel'avrà data a qualcun altro. Io vediamo se posso dare una mano. Unless we're talking water. Meno male che abbiamo un bel po' di polveri. Agreed. Quella, vediamo che fa. Ci ha messo una ward. Let's get boy, flashlight. Your bottom tower is under attack. On the hunt. Eccola. Non riesco a prenderla. Guardate Juggernaut, guardatelo. Running won't help. Attenzione. No, la partita ragazzi sta andando. Cioè, ancora non è che che è completamente persa, però ci sono buone probabilità. Il problema è che potevamo vincere già adesso. La partita può essere già chiusa. Il problema è che loro sono molto più organizzati di noi. Questo addirittura si è fatto il pugnale, wow. Abbiamo 680 monetine. La prossima gemma la possiamo... Ma il problema è che non la dovevo neanche tenere io la gemma. La doveva tenere qualcun altro. Però purtroppo. By the Comunque Anti-Mage, vediamo che cos'ha. Non ha nulla ancora. 31 minuti, dovrebbe avere il doppio del farm. to battle. Ecco, è un rischio già anche camminare qui, ragazzi, che non abbiamo visione. Anti-Mage si butta da solo a farmare alla disperazione più assoluta. A good path. Io non è che posso condurre la squadra alla vittoria, eh? Non è che sono un carry, qualcosa di grosso. I surge. Qualcosa di grosso sì. Però attenzione, Pudge, prende Lion, lo stunna con lo smembramento. Io forse non gliela rubo. I could eat up. Maledizione. Presa. Arriva il tornado di Invoker. I'm under attack. Un po' sprecata, però ho evitato la morte dei miei compagni. Qua la devo buttare la ulti adesso. Ci arriva Juggernaut, io me ne andrei. Basta, 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 basta. Troppo forte. L'avevo detto ragazzi all'inizio partita, non so se l'avete sentito. Vi avevo detto Juggernaut sarà il problema della partita che ci distruggerà malamente. Pudge addirittura si fa anche la K. Cioè Pudge personaggio proprio inutile. Ma il problema non è stato Pudge, il problema è stato, eccolo, il problema è stato Lesdrak, perché io gli avevo detto prendi un jungler a inizio partita, vai nella giungla e jungla, tipo Ursa, andava benissimo. Invece no, lui ha preso Lesdrak e noi ci siamo dovuti adattare, quindi Pudge dalla mid è dovuto andare a far che nulla, girare tipo Mirana. Ma Pudge, sì, va bene, ma se non si sa giocare in roaming non va bene proprio. Io alla disperata tento di farmi qui questi 4 oggetti che mi sono rimasti. Però ve l'ho detto ragazzi, è molto importante
Una partita si vince sì mentre si gioca, ma i pick sono molto importanti. Io non difendo neanche perché mi macellerebbero all'istante qui. Anti-Mage tenta di andare, ma contro Juggernaut, che è il doppio della sua vita, il doppio del danno, il doppio degli oggetti, è inutile. Ma è finita. Non ce la faremo più a vincere. Vediamo un po' che lo vogliono fare. Parte Omniknight con l'immunità. Parte, vuole prendere Shadow Fiend. Ancora ha l'Egidea, quindi attenzione. I serve. La ward che avevamo lì l'hanno buttata giù. Paggia prenderà qualcuno. Nessuno su 5 persone che sono lì. Meno male che non ha preso nessuno. You swim against the tide. Fate vedere che figo Tide Hunter qua su. Ah, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Lo so. Ma attenzione, vediamo se riesco a fuggire. Mamma mia. Ah, niente ragazzi, partita persa. Mi piacerebbe davvero giocare con qualcuno di voi. Ah, me l'hanno rimossa. Se avessimo un bel team di 5 persone sarebbe davvero fantastico fare dei video con squadre coordinate. Qua vedete un po', giocare il ranked da soli per aumentare l'elo non è molto semplice quando si beccano queste squadre. Ecco qua, sono macellati. Vediamo un po' quello che succede. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Crystal. Attenzione, 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 arriva Tide Hunter in mezzo con la ulti attiva, ne butta fuori due. Juggernaut muore. Attenzione, abbiamo preso un macello di soldi. Pugnali. Attivo la bacchetta, arriva Shadow Fiend, mi massacra. Bella ulti però. Altrimenti se li vuole fare tutti. Parte all'attacco. Vediamo, no. Fumo. Ah, Anti-Mage e Lesdrak dovrebbero essere reportati. Comunque ve l'ho detto ragazzi, Dota non è un gioco molto conosciuto come League of Legends, ovviamente. Però mi piace, è un gioco molto interessante. Ho visto che tanti, anche per esempio non italiani, lo giocano, soprattutto non italiani lo giocano. Se qualcuno di voi ci gioca proprio con passione a livelli anche medio-alti, mi raccomando, fatemi sapere, così ci facciamo magari un paio di partite insieme. E fare qualche video magari in gruppo è sempre più bello che da soli. Magari si riesce a coordinare meglio la squadra. Adesso sto ricominciando anche un pochettino a giocare a League of Legends, ma sempre di meno, che League of Legends non è che mi piaccia molto. Dota lo preferisco, molto più spettacolare. Qua loro credo che hanno una bella sentinella. Ma io devo risalire qua sopra perché nessuno si fida a rimuoverle. Tide me over. Convinto, è proprio convinto Omniknight che se lui farma, cioè che cosa deve fare col mechanism fatto dopo 40 minuti? Il mechanism o viene fatto a 20 minuti o non viene fatto. Cioè che lo fa a fare a 40 minuti il mechanism. Cioè ci dovrebbe portare alla vittoria Omniknight col bastoncino lì. Con cosa? Con l'anello dell'anima. Abbiamo Juggernaut che avrà un 300 di farm. Guardate un po' degli oggetti che ha Juggernaut. Non abbiamo più possibilità. Abbiamo il mio teamfight, vedete, appena io mi butto in mezzo e li stunno tutti, ci sono possibilità di ucciderli. Ma ecco, non capisco questo fumo. Partiamo all'attacco, vediamo dove va Pudge. Ecco, ci deve essere Shadow Fiend da queste parti. Un fumo del raggiro buttato. Faccio una ward. Vediamo se riusciamo a prendere Shadow Fiend, ragazzi. Hanno preso. Vediamo un po'. Beccato. L'Egidia gli è anche terminata. Io forse riesco a finire il globo. Vediamo un po'. Allora, vediamo se posso pushare un po'.
Your top tower is under attack. Juggernaut sta macellando la torre. Vediamo un po'. Wow. Non la volevo tirare, ragazzi, però quando ci vuole, ci vuole. Are under attack. Ancora continuano qua. Forse riescono ad acciuffare a Crystal Maiden. We won nice, sì. Perché quello si è buttato dentro la nostra torre. Vediamo se riesce a prenderla anti-mage. Sta impazzendo, guardate. Non riesce a prenderla. È scappata. Oh mamma mia. Eccola. È invisibile. Allora, una ward. Posso metterla qua su. Perfetto. Ehi, l'illusione. Vediamo se riesco a fargli sprecare qualcosa. To battle. Time. Gli metto paura, ragazzi. By the moon. Se sono accorti. Agreed. Forward. I surge. Ragazzi, guardate. Di come abbiamo giocato dovevamo perdere, ma forse la partita si può anche ribaltare, perché Anti-Mage si è messo la testa a posto e sta farmando. Addirittura abbiamo anche un bastone del re nero attivo. Ma io non ho le ward, se me ne date qualcuna. Vediamo un po'. Tu Anti-Mage. Guardate, si è fatto anche il rapitore. Secondo me sono da Roshan, On the hunt. Lo sapevo io. Ma se io non ne ho ward, mannaggia. Vediamo un po'. Dovremmo tornare indietro adesso. By the Certo. moon. Andiamo via. Agreed. Sono i Juggernaut. Wow, guardate Juggernaut. L'ha To distrutto. battle. Cotta di lame. I go. Allora, stanno avanzando. Vediamo se riusciamo a beccarli nel migliore dei modi. The tide moves. Bene. The tide moves. On the hunt. Vediamo un po'. Lesdrak, perché va così avanti? L'avete visto? Wow. Mannaggia. Ah, mi hanno stunnato. Non se riesco a mettermi un attimino fuori. Vieni qua. Mannaggia. Niente, ragazzi. Ditemi voi. Oh. Niente. Allora. Avete visto, ragazzi, un teamfight davvero molto ma molto strano. Lesdrak va avanti a controllare quello che ci fosse dentro la cosa, dentro la foresta. Non c'era nulla, c'era solo Juggernaut con la sua spada. L'ha fatto a pezzi. Io mi sono buttato fuori, ho aspettato che si radunassero tutti là in mezzo. Ho buttato una ult, ho stunnato tutti, ma non c'era nessuno in grado di vincere il teamfight. Ho aspettato questi 43 minuti così. Alla fine sono stato un po' zitto perché volevo vedere un po' la nostra squadra che lo combinava. Però spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto comunque, nonostante la sconfitta. Avete visto un po' meno Tidehunter in offlane, leggermente in difficoltà, però più o meno
cercherò di giocarlo al meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi fatemi sapere se volete altri video del genere. Ho fatto una prova con questo video oggi, poteva uscire anche una bella vittoria, però ce la siamo giocata fino alla fine. Non sono quelle partite un po' a senso unico, sono quelle partite che danno sempre un po' un senso di speranza. Però se avessimo giocato meglio sin dall'inizio, allora sì. Però ormai è finita la partita, non abbiamo più opportunità di vincere. Addirittura Invoker si è fatto Wex Exort. Shadow Fiend maledetto 16 kill, Juggernaut 14 Your ancient e finisce la partita. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!